Signore e signori, Valeria Corciolani. Ciao. Grazie, grazie. Vieni, ci accomodiamo? Sì, vai. Ok, grazie. Grazie. Che emozione. Ma continuiamo. Bene, bene, bene. Allora ufficialmente buonasera a tutti. Voi non mi sentite da qui, questo microfono serve solo per le riprese. Poi saluteremo anche gli amici di Veneto Globe che ci stanno riprendendo e registrando. Bentrovati a questa rassegna, la seconda puntata di questa rassegna letteraria che si chiama Parole in un bicchiere. Io vorrei subito fare un saluto e un ringraziamento alla Proloco di San Pietro di Feletto, che è l'ideatore, il sostenitore di questo evento che si porta avanti già da diverso tempo. Abbiamo già introdotto la nostra autrice che oggi è venuta a trovarci, Valeria, grazie. Grazie a voi, grazie a voi. L'applauso ritorna spontaneo, vedrai. E per questo secondo appuntamento siamo ospiti di questa cantina, siamo in una sala, potremmo dire polifunzionale, perché oggi è un po' adibita a sala conferenze, ma è anche una sala degustazioni. E a proposito di ciò, per quanto riguarda Moret Vini, io vorrei Marco Moret, il patron di questa cantina, qui insieme a me. No, ti lascio questo assolutamente, così tu presenti un po' il contesto cantina. Vai Marco. Grazie a tutti, buonasera, intanto ben arrivati. Non so se la conoscete, noi siamo un'azienda storica un po' del territorio, l'azienda nasce da mio nonno nel 1940 e adesso vedete un po' la continuazione, c'è stata la seconda generazione di mio papà e siamo giunti alla terza generazione. L'azienda nasce un'azienda un po' alternativa perché abbiamo mantenuto la storicità del territorio, quindi sia il Prosecco Superiore che ci fa da padrone, che rilancia il prodotto nel mondo e anche tutti i vini del territorio. Sono una delle pochissime realtà che abbiamo mantenuto la parte storica, quindi il vitigni e bacca rossa, quindi abbiamo i Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Marzemini, quindi tante altre tipologie del territorio, un incrocio Manzoni, un Manzoni un po' particolare che è un Manzoni moscato, che dopo qualcosina magari facciamo anche assaggiare, ma intanto lasciamo un po' di curiosità. Poi vabbè, anche lavoriamo con diversi anche stili di vinificazione, quindi non lavoriamo con il classico mondo dell'autoclave, ma lavoriamo con le anfore. Fuori ne avete vista una, l'abbiamo lanciata proprio fuori per far spazio un po' all'interno, e quindi anche là prodotti alternativi, ci piace un po' assaggiare affinamenti particolari. Intanto vi ringrazio, lascio a te la parola che ne hai molte di più, quindi Grazie Marco. Ci rivediamo alla fine. Perfetto. Allora entriamo nel vivo, direi, di questa serata. Quindi Valeria Corciolani l'abbiamo già introdotta, ma io spenderei altre due paroline, Sonia, se tu me lo consenti. Sì. Io farei anche due, ma tu mi hai scritto un papiro, quindi è giusto che io vada a spiegarvi esattamente chi è Valeria Corciolani. Nasce e vive a Chiavari. E io farei già una piccola pausa perché nasce a Chiavari, non diciamo quando, ma proprio oggi. È il suo compleanno. Tanti auguri. Facciamo così, diciamo anche a Marco che per fine serata magari organizziamo un piccolo brindisi anche in onore di questo evento. Molto bene. Dicevamo a Chiavari, dove vivi ancora con la famiglia, e anche il gatto Elwood. Il gatto Elwood. Sì. Fa parte proprio del contesto familiare, Fa parte quindi del va contesto nominato. Laureata all'Accademia delle Belle Arti di Genova, è molto attiva in vari settori. Lavora come illustratrice, insegna illustrazione, sceneggiatura e fumetto. Conduce laboratori ludico-creativi per adulti, disabili e anziani. Si occupa di fotografia, allestimenti e complementi di arredo. Sei una multitasking, proprio un artista a tutto tondo. In eco-design e scrive romanzi ambientati nella sua città. Ecco il motivo per cui sei qui oggi a parlare proprio dei tuoi romanzi, uno in particolare, giusto? Tu esordisci nel 2010 con il romanzo Lacrime di coccodrillo, edito da Mondadori. Successivamente due racconti che sono Il gatto, l'astice e il cammello. Il gatto ritorna. Il gatto ritorna, vedi, sì. E Mefisto.
che non è il gatto. Però C'è qualcosa, vedi, senza il saperlo. felino. E questi due libri sono stati inseriti in due antologie, peraltro. Nel 2014 invece cominci a pubblicare per Emma Books. Allora troviamo Il morso del ramarro, che tra l'altro è finalista al premio internazionale di letteratura Città di Como 2015 e di cui è uscita una versione cinematografica, quindi anche un ottimo risultato. Abbiamo ancora Pesto dolce e La mossa della cernia. Nel 2017 comincia la serie di 6 libri editi da Amazon Publishing chiamata La Colf e l'ispettore, Acqua passata, Non è tutto oro, a mali estremi, e come sempre da cosa nasce cosa, Peggio per chi resta e Il tempo fa le pietre. Preparatissimo. È Sonia che mi ha detto tantissime cose che io ho imparato a memoria in maniera magistrale. Ma arriviamo invece al 2021 perché esce per Nero Rizzoli Con l'arte e l'inganno, ed è proprio di questo libro che andremo a parlare un po' questa sera. Allora io vado via, vi lascio per un po', lascio anche il microfono a Sonia, poi torno verso la fine. Quindi a voi buon ascolto e a voi buona chiacchierata. Grazie. Col microfono professional. Aspetta, che non voglio far danni. Se lo Buonasera sfilo a con tutti. delicatezza non succede niente. Sì, non succede niente, se no arriva qua di nuovo Ok. lui a toccarci senza Ok. aprirci un caffè. Buonasera a tutti. Questa sera sono particolarmente contenta perché non presento solo una scrittrice, presento un'amica. Qui questa sera ho anche diversi miei amici che sanno benissimo che sono abbastanza selettiva sugli amici. Io ho il cosiddetto cerchio magico in cui è difficile entrare, ma anche difficile uscire poi perché chi entra rimane. E sono contenta che Valeria sia una di questi. Allora, Valeria è una persona fantastica perché è solare, è sempre contenta, anche oggi con tutte le peripezie avute per venire qua, felice come una Pasqua. Era la meta. Infatti. E però è anche una grande scrittrice secondo me. Io l'ho conosciuta grazie a due mie amiche che me l'hanno consigliata. Ho cominciato leggendo la serie della Colf e l'ispettore, mi sono innamorata di Alma Boero e amo tutti gli universi che lei è riuscita a creare nei suoi libri, perché questa è la cosa bella. Tu riesci a creare degli universi ricchi di personaggi con sfaccettature incredibili, personaggi che non sono mai scontati, non sono mai bellissimi, non sono mai perfetti, ma sono speciali e sono le persone che potresti incontrare tutti i giorni. E non c'è solo un protagonista o 2 o 3 persone, c'è proprio un mondo intero di persone che ruotano attorno. Inoltre hai questa dote, che io adoro soprattutto nel cinema italiano, del fatto che tu fai sorridere, però fai anche pensare. E questa è una cosa bellissima, perché io quando leggo i tuoi libri intanto mi ci ritrovo in tutto quello che dici, in tutto quello che pensi. Forse per questo siamo amiche. E però hai quella capacità di farti sorridere e poi alla fine la lacrimuccia spunta, ma è una lacrimuccia di quelle belle. Quindi adesso parliamo di Con l'arte e con l'inganno e parliamo di questo tuo nuovo personaggio che è Edna. Chi è Edna? Allora, intanto grazie e grazie per le tue parole. Io sono una che si commuove con la pubblicità della birra Ecnusa, quindi potete immaginare con le parole di Sonia. Adesso mi devo riprendere. Dunque, Edna. Edna è tutto ciò che non sono e che vorrei essere, a cominciare dalla sua attitudine meravigliosa, ad esempio a dire no. Io credo di essere totalmente inabile a dire no. Mi hanno regalato anche un libro per imparare a dire dei no, che si vede che non ho fatto mio, perché continuo a non essere capace. Infatti le ho chiesto di venire e mi ha detto subito sì. Vabbè, ma qui giocavi facile. Edna non è giovanissima, ma è ancora nel fiore degli anni e ha questa sua prerogativa, forse questa sua spigolosità, non lo so, ma una grandissima libertà. Libertà a fare esattamente ciò che ha voglia di fare senza preoccuparsi di come la pensano gli altri. Diciamo che non ci pensa proprio mai. E anche, non so, il fatto banale di essere appena uscita dalla doccia
scoccia avere i capelli appiccicati tipo Gollum e dover andare dal vicino di casa prestante che la sta aspettando e non farsi nessun problema perché devi andare là per sistemare, per sapere, e quindi così com'è prende e ho scoperto che questa totale libertà così non pensare al giudizio degli altri se non al fatto di stare bene con se stesse è uno dei grandi sogni e desideri. Tutte le presentazioni che sono andate, alzate la mano, tutti, donne e uomini devo dire, e quindi diciamo che è ciò che aspiro. Con chi vive Edna? Edna Questa vive è con fantastica. 7 galline, vive nelle alture liguri, insomma, nelle alture di Chiavari, in una casetta, una villetta, e ha queste 7 galline che ha chiamato con i nomi di dive del passato. Quindi abbiamo la scarmigliata e volitiva Anna Magnani, la Lollobrigida, la rossa e seduttiva Rita Hayworth, la bionda un po' svampi Marilyn, la Bette Davis con gli occhietti a palla, e sono un po' il suo momento zen. Diciamo che secondo me mucche e galline hanno questa proprietà intrinseca di infondere relax. Mi sembrano quegli animali che se anche cade un asteroide lì vicino, tutt'al più si spostano. Le galline erano molto più semplici da gestire rispetto alle mucche, quindi abbiamo scelto le galline. Inoltre lei ha un mondo che le gira attorno, in cui c'è la madre, sì, in cui c'è il vicino di casa, e in cui ci sono... E poi fa un lavoro un po' particolare, che è... È vero, nasce veramente come restauratrice, una restauratrice di grandissima fama, e proprio per questa sua però incapacità e non voglia di stare nelle situazioni in cui non ci si trova più, ha un grandissimo senso del rispetto e della giustizia, Edna, e quindi le fa prendere decisioni a volte anche abbastanza drastiche e radicali, e quindi abbandona il suo lavoro da restauratrice e si dedica all'insegnamento all'università, sia in Italia, sia a Genova che in Inghilterra. Ecco, adesso non pensate però a una Madre Teresa che forma le giovani menti, no, perché le voci di corridoio la chiamano arpia, i più colti, altri epiteti che vi potete immaginare, però dal punto di vista umano, diciamo, libretti tipo Frisbee nel Guinness dei primati, però dal punto di vista invece di ciò che insegna, della passione che lei ha per l'arte e per tutto ciò che ne gira intorno, è veramente molto affascinante, molto cosa che gli studenti le riconoscono. Però anche lì da un anno si è ritirata, pare per divergenze di opinioni con un collega, il fatto che però lui si sia ritrovato la nuova biposta inglese, i morbidi sedili burrosi in pelle coperti di letame di gallina, fa supporre che forse in un qualche modo Edna potrebbe essere coinvolta, però ufficialmente non è dato sapere. E lei si è ritirata per seguire finalmente la sua passione, che è Hieronymus Bosch, questo artista, non so se l'avete presente, che fa questi quadri brulicanti di tutte queste figurine strane, a volte commistioni animali, esseri umani, che la appassiona tantissimo ancora da quando era bambina, e che però i baroni accademici, insomma, lo reputano un po' un artista così, un po' da fiera, un po' da... e questo la fa incaprinire ovviamente ancora di più. Sì, perché il bello dei libri di Valeria è che oltre ad essere stradivertenti, pieni di ritmo, insegnano anche un sacco di cose. Cioè io la cosa del giallo, ero in piscina mentre lo leggevo e ho rotto l'anima e ho detto ma la sapevi sta cosa qua del giallo? Cioè io imparo un sacco di cose, poi mi chiamano Wikisonia, ma io li imparo dai libri come i suoi, li imparo da lì le cose che so, perché comunque i suoi libri sono, intanto secondo me, sono multisensoriali, nel senso che tu leggi un libro di Valeria e ti gusti i manicaretti che preparano nei suoi libri, soprattutto i dolci. Io amo Guia, io vi consiglio Lacrime di coccodrillo, perché è un libro pazzesco, parliamo anche di altri libri. Sì. È un libro pazzesco, ha una particolarità che è la prima parola di ogni capitolo, e già lì c'è un lavoro di cesello, di fino, bellissimo. E poi c'è lei che fa dei dolci e dei manicaretti pazzeschi, che appunto Camilleri Spostati, che per carità Montalbano mangiava bene, però i suoi
Giochiamo in un altro campionato. Poi la musica, cioè tu leggi i suoi libri e ascolti la musica, perché lei ti suggerisce cosa ascoltare, partendo dalla musica leggera, arrivando fino alla musica classica. Cioè io ho scoperto un pezzo ascoltando leggendo il suo libro, che poi me lo sono ascoltato fino alla fine del libro, ripetizione sul telefonino. Ma che bello. Ed è stato troppo bello. E quindi poi i profumi, cioè tutti i profumi di quello che viene fatto nel cucinato, preparato, cioè cioè è un libro che tu ti metti a leggere, a parte che ti diverti, però poi cioè, ti inebria. E questa è una cosa che raramente si trova nei libri. Solitamente ti portano in una direzione e ti danno un tipo di emozione. Invece i suoi sono emozioni a tutto tondo. Poi ti fa ridere un sacco. E ne diamo una prova adesso, no? Sì. Cose così. Dice, e poi frulla in aria la manina col consueto tintinnio del mezzo chilo abbondante di bracciali, a includere ciò che reputa inutile e noioso ribadire. Come quel metacarpo più sottile di un grissino stirato torinese non si sia ancora sgretolato, per Edna resta un mistero più insondabile del terzo segreto di Fatima. Ma Zara Guglielmi, vedova Silvera, la guarda con la cocciuta ostinazione di una che sarà pure alla soglia degli 80, un corpicino da lemure e una cavalcante osteoporosi, ma niente la smuove dall'imperativa abitudine di addobbarsi come una Sant'Agata in processione, già alle prime luci dell'alba, anche se con ogni probabilità non metterà il naso fuori di casa, e a bearsi la vista dei suoi orpelli saranno solo lei e Calina. Anzi, Calina da oggi forse non più. E questo è in sostanza il punto focale della faccenda. Senti, mamma, Espira Edna, nello sforzo di restare concentrata sulla questione, che sua madre ha il potere di azzerarle di botto il quantum pazienza, già di base piuttosto modesto. convieni con me che dare della zingara analfabeta... Dato anche di cretina! Puntualizza Edna dalla stanza accanto, con la voce un po' spigolosa. Eppure picchiata! Aggiunge tra abbondanti lacrime. Picchiata adesso, la solita esagerata. Sì, dato di cretina e picchiata con bottiglia 3 volte! Ribadisce la voce dall'altra stanza, ma con molte meno lacrime di prima e tanti più spigoli. Lei picchiata con una bottiglia? Ma sei impazzita per caso? Era di plastica. Una bottiglietta di plastica, pure vuota. Edna la fissa a palpebre strette e braccia conserte, con l'aria di una che alle 8 del mattino si è già vista frantumare in un amen l'intero monte pazienza della giornata.
e la figurina sottile ed elegante come una Limoges che dondola la gambetta in pantalone fresco lana per vinca, con l'indolente distacco di una femme aristocratique che al grido di «Madame, va fuoco il palazzo!» sospira «Oibò, avevo appena fatto rifare le tende». Sta cominciando a farle rivalutare l'idea in sé, quella della bottiglia come possibile corpo contundente, intende, e in questo caso non di plastica, tantomeno vuota. Poi subito si pente che sua madre, con una precisione quasi chirurgica, riesce sempre a scucchiaiarle fuori il peggio. E ormai lo sa, sono quasi 57 anni che lo sa. Quella stupida continuava a incaponirsi con quei dannati fagioli, dei cannellini duri come palle da schioppo, mentre io le avevo domandato espressamente dei fagiolini. Ma niente, diceva che sono la stessa cosa, pensa te, sostenendo che sono come dei fagioli bianchi ma più piccoli, sta zuccona. E non c'era verso di farle capire che fagioli bianchi e fagiolini non sono la stessa cosa. Chiaro che poi a uno scappa la pazienza. Rifrulla, tintinnando la manina, a illustrare l'ineluttabilità delle conseguenze. Quindi fammi capire. Avresti preso a bottigliate Calina dandole della zingara analfabeta. E cretina! Ribadisce la voce spigolosissima dall'altra stanza. E cretina, sì. Risospira Edna, che a separarle dalla stanza di Calina c'è un salone largo come l'hangar di un Boeing 747. E quindi al momento non solo sta rischiando di vedersi sfumare via l'ennesima badante, ma pure una in possesso dell'udito bionico di Wonder Woman. Insomma, vuoi dirmi che l'hai picchiata e insultata solo per una stupida diatriba linguistica? C'era una lezione da imparare. Fagioli piccoli e fagiolini non sono la stessa cosa. Capisco che per una zingara semianalfabeta non sia semplice. Smettila! Soffia tra i denti Edna, sbirciando nervosamente il muro del salone che le divide dalla stanza di Calina. Ma ti rendi conto quando parli? Sei una razzista, una stronza razzista, a dar botte di zingaro negro e terrone. E proprio tu, figlia di una schiava berbera e moglie di un ebreo. Si può sapere perché? Quante storie! Alla fin fine siamo tutti lo zingaro, il negro e il terrone di qualcun altro. Poi la fissa per un lungo attimo con i suoi occhi verdissimi, ancora brillanti ed affilati come una scheggia di baccarà. E comunque, per amor di precisione, Calina viene dalla Romania e non sa distinguere i fagioli dai fagiolini. Quindi, associarla all'etnia rom e constatare la sua analfabetizzazione, quantomeno nel contesto legumi, è filologicamente corretto. Il fatto che poi, pur ignorandola, non accetta di imparare e far proprio una cosa nuova, la rende pure un po' cretina. I lievi colpetti con la bottiglia erano solo propedeutici ad inculcare il concetto. Enna alza un sopracciglio. Sì, vabbè. Le concede magnanima sua madre, togliendo pelucchi inesistenti dal maglioncino azzurro pallido. Diciamo che i colpi non erano forse lievissimi e che sul momento ho provato una certa soddisfazione, ma l'intento primario era pedagogico. Edna sospira per la terza volta e si schianta sul puff capitonné scomodissimo, ma posizionato in modo da escludere dal suo raggio visivo Zara, che, solo a saperla lì, a gingillarsi con la sua caterva di ciondoli, mentre le raspa via la pazienza con la liscia determinazione di una piallatrice a nastro, sente il nervoso caricarle su come una molotov e teme di darle fuoco con lo sguardo. Ma ti sei almeno pettinata stamattina? La scruta critica sua madre, che invece per la scarsa empatia di qui sopra si è appena alzata dalla poltrona per piazzarsi lì davanti a lei ad osservarla meglio. Passi che da quando hai smesso di andare in università giri conciata peggio di una portinaia, ma se ora mi molli pure sui fondamentali... Guarda che alla tua età un bel paio d'occhi e un fisico asciutto non bastano più, E stai dritta, sant'Iddio, che ci pensa già la forza di gravità a farti crollare le tette senza che una ci metta del suo. Continua, dandogli degli schiaffetti tintinnanti qua e là, manco stesse sprimacciando un cuscino floscio. Edna la scansa e si passa una mano sulla faccia,
come a levarsi di dosso, che so, una roba appiccicosa o un grosso ragno. È stanca, stanchissima, alza la testa e il largo specchio a volute rococò appeso alle spalle di sua madre le rimanda l'immagine di una tizia lunga e magra, con gli zigomi alti e taglio d'occhi ferino di Zara e il naso dritto da basso rilievo augusteo dei Silvera, per un insieme non tanto diverso dalla tuta da ginnastica in cui è infilata, non nuova ma tutto sommato abbastanza decorosa. La stessa di sempre, insomma. E poi, sì, vabbè, la faccia è quella spiegazzata e pallida di una quasi sessantenne che è stata tirata giù dal letto alle 6:15 del mattino dalla badante di sua madre per ficcarla in una conversazione surreale, dove, tra singhiozzi e profluvio di consonanti, aveva intuito solo il punto cruciale, e cioè che Kalina se ne voleva andare e lei, Edna, era di nuovo finita in un vespaio. Pianta le dita nei capelli corti e biondi e lancia un'occhiata allo specchio. No, in effetti questa mattina non si è pettinata, ma la telefonata di Kalina l'aveva fatta salire in macchina e affrontare le curve dell'Aurelia con l'urgenza di un pieno allarme di contraerea. E ancora grazie che non era uscita in pigiama. Qui sono chiavi! Kalina appare nel vano della porta vestita di tutto punto, con una padella di ghisa in mano, mollando il mazzo sulla console. E questa è mia padella per Palacinche. Lo dico prima che qualcuno accusa me di rubare anche pentole. E mentre afferra un trolley lì accanto, indica Zara con un cenno sprezzante del mento. Signora Edna, piacere di averla conosciuta e buona fortuna. La prego, Kalina, cerchiamo di... Schizza in piedi Edna, ma la porta sbatte chiudendo fuori l'esile nuca bruna, padella e trolley, in un sonoro tonfo da addio per sempre, recidendo ogni possibile trattativa. Cacchio mamma però, Kalina è la sesta che fai scappare in neppure 5 mesi, ti rendi conto? Zara Guglielmi allarga le braccia, tintinnando, con la piana imperturbabilità di chi, ahimè, è solo vittima delle circostanze e comunque inutile stare ancora a parlarne, tanto sa di essere nel giusto. Niente, sbuffa Edna, cercare di far ragionare sua madre è come credere di poter sfondare a testate una lastra di gomma a piuma. Scema lei che si ostina ancora a provarci. La pendola ronza lieve e batte 8 cristallini rintocchi, quindi è in piedi da neppure 2 ore. E se avesse trascinato una locomotiva su per il curlo di Levi, con ogni probabilità sarebbe stata meno esausta. Cacchio! Bene, accavalla le gambette per vinca Zara, guardandosi intorno con la levigata soddisfazione di chi si aspetta un numero da circo o qualcosa di sorprendente. Bene, un tubo, mamma, se permetti. Sputa asciutta Edna, che sta annaspando nel colloso limo della catastrofe, e potrebbe sorprenderla solo l'apertura di un varco spazio-temporale a restituirle Kalina con tanto di padella, trolley e spigolose consonanti. Ma eventi straordinari e miracoli non hanno mai fatto parte della sua vita, lasciando però spazio a finimondo e flagelli. E in questi funesti frangenti, che purtroppo si stanno replicando con l'incalzante frequenza di una successione di Fibonacci, le resta un'unica speranza. Dove vai? Domanda blandamente incuriosita sua madre. All'inferno? Sbuffa Edna, arraffando veloce le chiavi. Ah, bene. Annuisce Zara con la composta indifferenza di una a cui la figlia ha appena comunicato l'intenzione di fare un salto dal fruttivendolo in fondo alla via e non di avere in programma di sprofondare negli inferi. Ecco, appunto espira Edna, che sua madre è uguale a quelle decorazioni natalizie luccicanti e splendenti, ma che si spengono a intermittenza, alternando fulgida lucidità a attimi di buio totale. Luci e tenebre che lei non ha assolutamente intenzione di gestire. Quindi,
apre la porta, sale con rapide falcate le 2 rampe di scale e si attacca al campanello dell'unica salvezza. Fantastici. No, strepitosi. Bravi. Grandiosi, grandiosi. Fantastici. Qui che capisce cosa che le fa. Bravi, bravi. A chi ti ispiri per questi personaggi? Beh, non è... Dunque, come dicevi, i miei romanzi sono popolatissimi, perché la cosa che mi piace di più è proprio, al di là della trama, che poi il mare, il giallo, forse sono quelli che ti permettono di andare più a scavare così nell'intimo dei personaggi, ma a me piace proprio raccontare le vite, proprio le persone, e infatti sono quella che, non so, in sala d'aspetto del medico non legge mai, perché mi piace proprio ascoltare, oppure sul treno, oppure non so, c'è quella novella di Pirandello bellissima, in quest'uomo che guarda le luci delle finestre, però è vero, quando col treno, no, si attraversano le stazioni o si ferma, immaginare in una finestra, vedi passare una figura, immaginarsi che cosa succede, immaginarsi una piccola storia, e lo stesso in quello che ascolto, quindi sono come dei, non so, dei semini, dei germoglietti che si incistono lì tra le volute cerebrali e Quando fermentano. eravamo giovincelli, io e la mia migliore amica andavamo nei bar o in gelateria, chiacchieravi più o meno, poi lei a un certo punto ti faceva shh, perché ascoltava quelli al fianco. Quindi avrebbe potuto scrivere libri anche lei. Che non è origliare, È qui, nel senso, però è carpire, non so come dire, ispirarsi, e quindi i personaggi sono un po'. Ma perché li abbiamo forse anche un po' tutti questi personaggi nella nostra vita, Sì. no? La mamma un po' eccentrica, un po' particolare, il fatto che tu quando sei piccolo è tua madre che si occupa di te, poi quando diventi grande te ne occupi tu, però non lo puoi fare perché comunque è sempre tua madre, quindi È c'è vero. tutto questo Meccanismo, sprofondare questo. all'inferno. Povera Edna, sì. Comunque, cioè noi ridavamo perché oltre a sentirli noi vedevamo Calina ed Calina. era fantastica, mentre faceva pure gli effetti speciali Esatto. dietro, cioè se la merita un altro applauso perché lui era fantastico. E anche il fatto di dedicarti al giallo però umoristico, perché comunque si ride un sacco. È facile trovare questo equilibrio, perché spesso, cioè inizialmente i gialli, quando si è cominciato a parlare di gialli, è sempre stati, non dico cupi perché allora andiamo verso il noir, però il giallo è sempre stato abbastanza serio. Adesso però probabilmente la gente ha bisogno di ridere. Ma sì, devo dire che quando ho iniziato con Lacrime di coccodrillo nel lontano 2010, non c'erano tanti gialli umoristici, diciamo che erano cominciati, forse i primi sono stati Frutteri e Lucentini, che io ho amato alla follia, però dopo di loro non tanto, perché il giallo da Scerbanenko, Forse il solo giallo Malvaldi. Malvaldi, ma siamo usciti insieme praticamente, solo che lui era omo. È vero, È sta andato- cosa è che andato se scrivono meglio. gli uomini va bene tutto e le donne fanno più fatica. Perché unire il giallo, l'idea che in un romanzo giallo, dove comunque morti ce ne sono, si rida anche, sembrava un po' un qualcosa Poi Lacrime di stridente, coccodrillo, un po'. questo è morto in una, Esatto. in una situazione un po' così, un po'... Mi sono divertita da morire, devo Sì, dire, anch'io, io ho riso scrivere, però. tantissimo mentre lo leggevo e pensavo, che brutta persona che sono, questo è morto in questo modo, Però- ve lo comprate, ma un ve po' lo come leggete. Pulp Fiction, no? Non vi veniva da ridere quando anche in quella scena che a narrarla, a raccontarla, quando insomma sono lì seduti su quell'auto, quello si gira, gli parte il colpo, brandelli di cervello, si eppure
in quell'attimo ridi, poi dici caspita, ho riso per una che si fa volato la testa. Io però rido ti quando metti le a mie ridere. migliori amiche cadono. Quindi. Però è così, insomma, ed è la cosa che mi ha turbata anche quando quando mia figlia si fa Rizzoli ha voluto infilarmi in Nero Rizzoli, che Nero Rizzoli è una collana nera, 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 dove tutti... E quando era uscito Lacrime di coccodrillo, che c'è questa cosa scellerata dei generi, per cui editori, librai hanno bisogno di sapere il genere, ed era giallo thriller. Io però, per cognome, sono vicina a Carrisi, vicina... Che loro, voglio dire, Loro sono fanno gialli, thriller. gialli, thriller, thriller. Nel mio si ride. E allora l'editore mi diceva, beh, che lo mettano nelle novità. Sì, però poi alla fine, stringi, stringi, è sempre stato abbastanza ibrido. Però è quello che a me piace leggere È e a un me Corciolani? piace raccontare. Lo possiamo chiamare un po' Corciolani? sì, come i film di Capra, dove magari succede di tutto, però c'è sempre una crepa, uno O spiraglio. come Tarantino? O come Tarantino. Ma c'è Belli, solo bei lui nomi come però. Tarantino, vero? No, però è un mio modo di raccontare la realtà, e io credo che ci sia anche comunque bisogno di abbandonarsi a pagine che sì, magari ti fanno passare anche situazioni o messaggi di una certa impegnativi, o comunque di una certa serietà, però con la leggerezza e la lievità che ti fanno poi chiudere le pagine e dire oh, è un libro Prozac, ecco. Sì, ma anche gli altri, perché non è che tu, cioè, non è che uno legge un libro della Corciolani e ride solo come un indeficiente perché fa ridere e basta. No, ti lascia qualcosa, ti fa pensare, perché comunque i suoi personaggi vivono la vita reale, hanno le paure reali, anche Guia, in entrambi i romanzi in cui fa capolino, che lei comunque è carina, è bella, è tutto, però ha le sue insicurezze, ha le sue paure. E questo forse che piace anche dei tuoi romanzi, che uno comunque dentro un po' ci si ritrova senza doversi psicanalizzare troppo, senza mettersi troppo a cercare le cose che magari possono far male, però ti ritrovi e ti senti un po' a casa, ma non ti senti solo. Ecco, io direi che i tuoi romanzi non ti fanno mai sentire Sì. solo. Ma io credo che poi la perfezione, tutto sommato, sia piuttosto noiosa, quindi ciò che ci descrive meglio in realtà sono le nostre imperfezioni. Quindi noi amiamo quelli perfettamente imperfetti. Sì, sì, e che è poi anche il nostro fascino. E poi la curiosità, che poi la curiosità è ciò che secondo me muove il mondo, cioè nulla ci sarebbe senza la curiosità. Ed è la curiosità che ti porta alle scoperte, è la curiosità che ti porta agli incontri, è la curiosità che ti porta ad andare avanti, ed è la curiosità poi anche nei personaggi che uno descrive, no? La curiosità di sapere più di loro, la curiosità di scoprire il loro passato o di scoprire che cosa succederà. Tu sei una di quegli autori che dicono che i personaggi hanno vita propria e quindi poi tu segui loro, oppure li modelli tu? Allora, una delle cose più divertenti nello scrivere è il fatto che per una piccolissima frazione di secondo ti senti quasi Dio, perché hai in mano tutti questi personaggi, tutte queste vite che puoi gestire e puoi far muovere secondo ciò che... Però poi subentra quello che dicevamo prima, la vita, no? Ed è vero che un po' i personaggi, cioè quando si dice che diventano vivi, reali, un po' è vero, e personaggi che magari sono stati messi lì, pensati per essere messi lì come funzionali alla trama, per aiutarti a raccontare, in realtà poi acquistano, non so, spessore, forza, e allora non li releghi più nella mezza facciata, perché capisci che hanno uno spessore diverso. Sono E quindi guadagnati. si sono guadagnati insomma, più spazio e anche più presenza. E poi in realtà quando si scrive, almeno a me succede così, so come comincia, so come finisce, perché poi essendo un giallo, se non è che prendi in giro il lettore che fa un colpaccio di scena pazzesco alla fine, che però devi disseminare la storia di indizi per accompagnare il lettore a scoprire, che poi anche se lo scopri
prima della fine non importa, è capire il perché, no? Si è Sì. arrivata a determinate scelte, a determinate decisioni. Quindi so l'inizio, so la fine, ma quello che c'è in mezzo è un po' un magma che si dipana mano a mano che vado avanti, perché mi capita di trovarmi come se leggessi io il libro scritto da qualcun altro e che quindi voglio sapere come va avanti. E quindi si gioca su questo filo sottile e i personaggi sì, acquistano corpo mano a mano che vado avanti. Alcuni però hanno già un corpo prima, perché Sì. infatti adesso scopriremo che un personaggio Che ha molto corpo. molto corpo e che è figo, perché a me piace un sacco, è ispirato a un attore che poi voi Sì. ci direte chi è. Infatti io quando l'ho letto poi le ho scritto subito ma è, e lei fa sì è lui, È lui, e se è facessero lui. un film qua vorrei È lui. lui. E quindi adesso vediamo, lui parte, poi loro ce lo raccontano e poi voi ci dite se avete capito chi è. Silenzio. Edna preme l'indice sul campanello, sempre più a fondo, spinta dalla determinata disperazione di chi, pur di non arrendersi all'evidenza, sarebbe disposto a varcare quella soglia anche compenetrandosi tra i cavi del citofono. Perché ora ha bisogno dell'unica persona al mondo in grado di domare Zara Guglielmi, geneticamente programmata a deflagrare la sopportazione di chiunque sia costretto a gravitare nella sua abbagliante e tirannica orbita. È che il reclutamento si fa ogni volta più difficile. Suona ancora. Uno scricchiolio lieve ma inconfondibile. Edna appoggia l'orecchio al battente di cipresso. Silenzio. Ma questa volta un silenzio spesso e vitale che risuona come 1,86 m per 110 kg fasciati in lucida seta giapponese che trattengono il respiro. Lo so che sei lì. Apri, dai, su, non te lo chiederei se non fossi disperata. Edna picchia con il palmo aperto sul legno. Silenzio. Ti do quello che vuoi, giuro, basta che mi aiuti. Silenzio. Poi qualcosa di molto simile allo sbuffo di una balenottera riverbera sui marmi delle scale e con un soffice clac la porta finalmente si apre. Il Negri. Voglio l'incisione del Negri. Dice l'unica salvezza, ostruendo con la sua mole tutto il vano tra gli stipiti. Il Negri! Pretendere l'incisione di un tenebroso del 1698 per passare un po' di tempo con una quasi ottantenne leggermente su di giri, dalle mie parti si chiama estorsione. Non ti pare di esagerare? A risarcire il dover stare di nuovo da tua madre per giorni o, Dio non voglia, settimane, non basterebbe un Caravaggio e tu lo sai. Quindi sono stato più che generoso. A tradirmi è stata quella maledetta asse del parquet, vero? Devo decidermi a metterla a posto.
Entra dai, hai la faccia di una che ha urgenza di un caffè. Poi la squadra dalla testa ai piedi, sfregando pensoso la corta barbetta alla Cavour. Ma a guardarti meglio mi verrebbe da passare direttamente al principio attivo del famigerato vino mariano di Pio XII, ma procediamo per gradi. Stringe la cintura della vestaglia e le fa strada. Edna segue quella schiena larga come un pilone in lucida seta dorata. E non fosse che stamattina non è in vena di facezie e tanto meno di umorismo, le verrebbe da paragonare il qui presente stimatissimo musicologo e critico musicale, nonché potenziale sua unica salvezza, Ottavio Battiston, a un mastodontico gianduiotto. Ridacchia senza troppa convinzione che il limo della catastrofe è forse un poco sceso, ma continua a lambirle le ginocchia, pronto a riafferrarla fino al collo. Ti diverti o è un ghigno da preictus? La sbircia lui dall'anta di una vetrinetta. Ma cosa vuoi che mi diverta? Fammi il piacere che annaspo nell'incubo maiuscolo dalle 6:15 di stamattina. Dimmi di te invece. Hai preso dell'altra roba dall'ultima volta o sbaglio? Domanda, districandosi tra la profusione di statue, quadri, antichi strumenti musicali e oggetti stravaganti che danno al lungo e cupo corridoio l'aspetto bizzarro di una bottega di Diagon Alley. Fammi pensare. Si guarda in giro lui, piroettando la sua stazza da armadio a 4 ante tra i percorsi ritagliati al millimicron con inaudita leggiadria. O forse il piccolo fortepiano che vedi laggiù, un autentico gioiellino. Dopodomani viene l'accordatore a rimettermelo in forma, ma già così è uno spettacolo. Ora siediti là che dico a Flora di prepararti un caffè e intanto mi racconti. Che vuoi che ti dica? Edna respira il morbido aroma tostato e ne beve un lungo sorso, nero e bollente, come piace a lei. Calina ha preso padella, trolley e consonanti e se n'è andata. Ma questo lo so, altrimenti non saresti qui. Dimmi quello che non so. Le ha dato della zingara. Anzi, zingara, analfabeta e cretina. E poi l'ha presa a bottigliate, per una questione semantica sui legumi, pare. Con quelle babbucce color ramarro e tutto quel fumo intorno, fai un tantino brucaliffo, ne sei cosciente, vero? Avrei voluto esserci, anche se tutta la mia comprensione va alla povera Calina. E comunque... Si sporge in avanti soffiando il fumo di 2 bruccaliffici cerchi perfetti. Per una che è piombata qui a supplicare aiuto, dare della larva a una tua potenziale risorsa non mi pare una strategia molto avveduta. Ne sei cosciente, vero? Edna muove un sopracciglio con l'aria di una che potrebbe anche essere d'accordo, ma certe associazioni mentali a volte sono così dirompenti da non poter essere censurate dal cervello, figurarsi dal buonsenso. E poi? Perché quella che ho davanti è un'Edna Silvera, pur sempre piacente, ma strapazzata come un omelette. C'è dell'altro? Il fatto che mia madre disperda più badanti che starnuti non ti pare sufficiente? Bofonchia lei, sgranocchiando uno di quei dolcetti da mezzetto di burro a morso che Ottavio non dovrebbe avvicinare neppure come concetto in sé. Forse. All'università come va? Te l'ha detto lei? Chi? Zara? Oh no, ho tirato a indovinare. E a giudicare dalla tua faccia direi che ci ho preso. Allora? Allora niente. 1 anno che me ne sono andata sbattendo la porta e ancora mi obbligano a tenere seminari e boiate del genere. E solo perché quel deficiente di Schiaffino sostiene che faccio audience. Ma ti pare? Tecniche artistiche e antropologia dei beni culturali misurati come un talk show. Ma tutto ormai viene sottoposto alla legge del mercato, cara mia, e l'arte soprattutto. Ormai dovresti saperlo. E poi che c'è di male? Le tue lezioni sono uno spettacolo e privare i tuoi studenti di un qualcosa in grado di sollecitare i loro encefali spugnosi, personalmente lo ritengo un crimine contro l'umanità. Per questo il vicerettore Schiaffino non ti molla. Beh, oltre che per l'altro motivo, si intende. Quale altro motivo, scusa? Oh, benedetta donna! Esclama Ottavio, buttando gli occhi al cielo,
come se la cosa fosse lampante anche ai caribù della Lapponia. Ma che il vicerettore Edoardo Schiaffino, affascinante come un maturo Pierce Brosnan, ha da anni una scuffia per te, che domande! Schiaffino! Ma se non fosse che ha paura delle conseguenze legali, mi darebbe volentieri fuoco col napalm. E poi ha avuto la sua intensa e quanto mai fugace occasione 30 anni fa e se l'è giocata da schifo e la cosa è finita lì, sia per lui che per me. Quindi no, credimi, lui mi tiene incatenata lì perché per qualche suo recondito motivo gli fa comodo, fosse anche per il semplice gusto di farmi un dispetto. Senza contare che ora Schiaffino ha una moglie 20 anni più giovane di lui e di conseguenza anche di me. Ottavio, uno di quasi 60 anni che si prende una scuffia per una coetanea eppure rompiballe? Ma dai, ti senti quando parli? E si infila in bocca un altro biscotto. Fidati, una scuffia grossa come il Taj Mahal. E comunque mi chiedo come tu riesca a mangiare come un tirannosauro e restare impaginata così bene. Io sono in dieta da aprile e ho preso 9 kg. Perso, vorrei dire. Preso, mia cara, preso! Mesi di menù da orfanotrofio russo in tempo di guerra e non solo non perdo un etto, ma prendo pure chili. Magari qualche sgarro qua e là o una piccola caduta nei fuoripasto, tipo questi biscottini da una vagonata di calorie a grammo. Ma scherzi! Ormai mi pascio solo del loro profumo, che Flora mi sta addosso come un agente del KGB. Si controlla tutto. Sono convinto che misuri le fette di pane col calibro e faccia la conta ogni ora del contenuto di dispensa, frigo e freezer. L'altro giorno mi ha perquisito, ripeto, perquisito, perché le mancava all'appello una susina, che invece era rotolata dietro i barattoli della credenza. Come puoi vedere, vige un regime da lager. Eppure mi sono fatto l'idea di avere un metabolismo onirico. Edna smette di masticare e lo fissa vacua. Nel senso che sogno, tesoro. Sogno trote salmonate al cartoccio, lepri in fricassea, maltagliati a ragù di cervo, timballi, zuccotti e santonere. Ne sento il profumo, il sapore, la consistenza vellutata sulla lingua e il palato. Sì, perché nel sogno me li mangio. Tutti! E ogni notte! Il mattino dopo mi peso e zac! Sono ingrassato, come se l'avessi fatto davvero. Una roba da cervello, quindi. E accade proprio lì, nell'universo onirico, e dove il controllo della mia governante non può arrivare. Teoria appassionante. Ma ora come ora mi colpisce di più il determinato accudimento di Flora. Non è che me la presteresti un po', almeno fin solo che mia madre... Alto là! La Flora non la cedo nemmeno nel menu in cambio dell'intero contenuto del Museo d'Orsay, quindi mettiti il cuore in pace. E adesso rilassati che una soluzione per Zara la troviamo. Intanto, per ora ci sto io, in cambio del Negri, come da accordi, così tu hai tempo di organizzarti. Però questa volta alla selezione della nuova tata di tua madre voglio essere presente. Prima di tutto perché 2 occhi in più non guastano, e poi perché sono convinto della veridicità del detto, la fretta si lascia alle lepri. E lasciami dire, mia cara, che in queste faccende hai sempre una fretta del diavolo. Difatti... Guarda, che una che vada bene a mia madre o abbastanza tosta da sopravviverle non è stata ancora creata, quindi la fretta non c'entra un accidente. Permettimi di dissentire, mia cara. Guarda il sottoscritto, ad esempio. Tua madre semplicemente mi adora. Basta solo saperla prendere. Questo esclude a priori te e tutte quelle persone che si mettono in opposizione all'universo Zara Guglielmi. Sì, così hai appena escluso il 99% dell'umanità. Oh, su via, mia cara, ti percepisco un filo negativa e lo sai. Sguazzare nella negatività non fa altro che attirare altra negatività. Quindi animo, che la vita ti sorride se la prendi sorridendo. Certo che ascoltare aforismi da cioccolatini da uno rifasciato d'oro come un gianduiotto di 110 kg, alla fine la credibilità perde un po' di smalto. 119, ahimè. E comunque tu continua pure a lanciare i tuoi strali rispettosi verso la tua unica ancora di salvezza. E poi vedremo chi riderà quando darai le testate sulla mia porta abbracciata al tuo inutile tenebroso del 1698, mentre io sarò a 1000 chilometri da qui a rilassarmi in un bagno turco di Marrakesh. Che fai, ricatti? No, ti insegno la buona creanza di non sputare nel piatto dove mangi, cara mia.
Vedi di applicarla anche nei riguardi della facoltà e di quel santuomo del vicerettore Schiaffino, che i prossimi che fai sono 57 e ancora non hai imparato la lezione. Ora vai a casa a darti una rassettata, su che a Zara ci penso io. Hai intenzione di scendere da lei così? Alza un sopracciglio Edna, raccogliendo in un sol movimento vestaglia dorata, babbucce col ricciolo, gianduiotti e brucaliffi. No tesoro, ti ricordo che sei piombata in casa mia in orario quasi antelucano. Quindi appena alzi le tue chiappe ancora sode da quel divano e te ne vai, mi rassetto anch'io. Anche se sono certo che a differenza di te, tua madre dimostrerebbe l'apertura mentale di trovarmi incantevole. Ora vai, Shock, che mi stai tra i piedi. Ti chiamo dopo. Ma forse Ottavio ha ragione. Sospira Edna, portando le sue chiappe ancora sode giù per le scale. Lei è in effetti un pelo rigida, poco accomodante e sì, diciamo anche quasi del tutto priva di tatto, ma solo per ciò che è ascrivibile all'elenco delle rotture di scatole. Elenco che a ben vedere conta più voci che termiti in un termitaio ed è in perpetuo e costante ampliamento. Ma questa è un'altra faccenda. Sale in macchina, apre la zip della tuta e appoggia le mani sul volante. Ok, annuisce, sbirciando il suo riflesso dallo specchietto, che in effetti emana la stessa gioia di una maschera della tragedia greca. Com'è che l'ha detto Ottavio? Ah sì, che la negatività chiama negatività. E per essere neppure le 9 del mattino di un banale martedì di metà settembre le pare di aver già abbastanza guai senza dover calamitare altre rogne. Quindi inspira e piega in su le labbra in un aborto di sorriso a esorcizzare grane e nuove scocciature e il cellulare vibra perentorio dal sedile accanto. Pianta gli occhi al cielo. No, è lui, il vicerettore Schiaffino, che sta alle scocciature come i chili di troppo stanno su Ottavio. Quindi no, a rispondere non ci pensa proprio. E sinceramente se ne frega se sta sputando nel piatto dove mangia, che semmai si farà metaforicamente un panino su un tovagliolo di carta e buonanotte. E che cacchio! Ingrana la prima e si butta nel traffico pigro del mattino, senza il minimo senso di colpa. Lui è fantastico. Beh, io ho Ottavio proprio. È lui, è lui. Quindi chi è? A che attore si ispira? Ve l'ho detto. L'ha detto? Battistoso? Esatto. Per dimensioni. Però devo dire che lui forse sarebbe meglio. Che miseria. Cognome, iniziali e lettera finale uguali. Quindi pensaci, sì, quando decisamente. Ti lascia il numero, chiami lui. Ma infatti lui ha detto subito io la Corciolani. E hai fatto benissimo. Sì, sì, devo dire che mi sono proprio emozionata, proprio Battistone, sì. Ottavio! Perché comunque questa non è l'unica avventura di questi personaggi, perché dovete sapere che lei doveva venire qua con il nuovo libro, solo che c'ha i colleghi lenti a scrivere e a consegnare. Vabbè che quello quanto cavolo scrive, quante cose vero, scrive. tantissimo. Si parla di Maurizio De Giovanni. Quanto scrive quest'uomo? È come Vitali? Sì, è veramente prolifico. Tra l'altro raccontava che lui quando scrive si chiude in una casa, insomma si chiude lì. No, va a vedere le sta partite lì, di calcio, quel casino che ha fatto ultimamente, va a vedere le partite di calcio. sigillato e poi un grossissimo contributo lo dà la moglie, perché lui le dà questa cosa un po' informe, che è poi la moglie che... ecco ma lo perché. dice, non è che...
Ecco perché produce così tanto. produce, Comunque lui produce. consegna in ritardo. Qui al giorno d'oggi manca tutto, manca la carta. Manca la Insomma, il suo carta. libro è slittato. Sì. Doveva uscire a luglio e lei però ce l'avrebbe portato qui prima solo per noi perché Sì. ci vuole bene, ma non gli hanno stampato, No, quindi uscirà no. il 30 agosto. Esatto. Però lei ha detto che ci fa un Sì. regalo questa sera. Solo che dopo la lettura loro, che se leggo io, è un po' Glieli dovevamo mandare a loro. imbarazzante, sì. Comunque ci leggerà Sì, qualcosa se dal volete, nuovo sì. libro, così poi chi non ha letto questo legge questo intanto. E chi l'ha letto Aspetta, che io però ho i pezzi. Non... è lui che ha Mi voluto lasciate, sedersi scusate. lontano. Un applauso al marito di Valeria Corciolani che porta i pezzi. Vai Giovanni. Vabbè. Anche la copertina? No, la copertina non anche ce l'ho quella. ancora. Non so, Ma voi perché in fa niente, sti realtà qua. il titolo non era ancora, perché il titolo che avevamo scelto era già mezzo preso, che avevo scelto, e quindi allora la copertina non è pronta perché non è ancora stato varato il titolo quindi non si sa il definitivo. titolo? No. Un bambino senza nome. Che mi fa un po', perché è la prima volta che è così nominato e un po' mi turba, perché la prima cosa a cui penso in genere è il titolo, non dico che parto di lì, però a volte sì, mi va. Sì, certo che imbarazzante. Abbiate pietà. L'ho anche scritto grosso perché comincia a essere ciecata. Allora, freme per un attimo. Poi di colpo si avvita, librandosi verso l'alto per ripimbare giù e ondeggiare contro il fondale scuro. Poi la danza riprende, prima lenta e sinuosa, per lanciarsi ancora in volute sempre più rapide e vorticose, in una spirale rossa di uno scarlatto splendido, seducente, irresistibile. Fenomenale, vero? La voce la coglie alle spalle come una scoppiettata. Edna sussulta e il vino deborda dalla flute inondandole la manica del vestito. «Oh, pardon!» si dispera lui, manco avesse appena falcidato un branco di foche monache e non fatto sperperare poche gocce di spumante, peraltro neppure così memorabile. «Nessun problema, mi creda», cerca di tranquillizzarlo lei, per nulla scossa, e scolandosi il resto a scanso di equivoci. «Mi lasci rimediare, la prego», insiste invece l'uomo, che poi risulta essere pure il padrone di casa, tendendo l'inconfondibile profilo a individuare qualcuno di imprecisato là, tra gli ospiti che intasano il salone barocco. Edna sospira con malcelato sfastidio e lascia scivolare lo sguardo sulle teste fresche di piega, sui crani lucidi striati dai riporti, sui succinti abiti da cocktail disegnati per ricoprire toniche membra e non facoltose tuagenarie in carta pecorite. Lo sapeva. Non doveva lasciarsi convincere, neppure per buttare un occhio su questa fantomatica riproduzione di un dipinto disperso di Hieronymus Bosch. Quando le è arrivato l'invito del cavalier Petracchi, l'ha cestinato senza neppure aprire la busta. Tanto è risaputo che per il cavaliere ogni scusa è buona per spalancare le porte della sontuosa villa di famiglia sulle alture di Albaro, per far mostra dei nuovi acquisti e per ribadire ancora una volta il suo arcinoto fiuto da rabdomante, capace di scovare il pezzo con la P maiuscola nel magma informe dei mercatini e robivecchi. Edna lo osserva ruotare la testa di qua e di là, e infine spalancare le braccia, con un'apertura alare di tutto rispetto, come a segnalare il misfatto con uno sfarfallio di falangi. A chi non le è dato ancora saperlo. E sarà per via delle spalle spioventi da cui sporge una testina dal naso adunco e rapace, ma il cavalier Antonio Maria Petracchi, pur equipaggiato di un insigne fascino, le è sempre fatto venire in mente il giocondo di quella vecchia reclame del carosello. Con un gran occhio, per carità, ma come sostiene il suo caro amico Ottavio, una serata da Petracchi è più pesante di una caponata colazione. Per questo, quando ieri gli è piombata a casa per invitarla a diventare il suo +1 alla soirée del Condor, Ottavio l'ha squadrata, prima dalla testa ai piedi. Poi gli si è avvicinato per annusarla circospetto, apostrofandola con un «Ti sei fumata roba buona o ci hai dato giù con la grappa?» Piuttosto indelicato, ma abbastanza pertinente. «Mi serviva un cartoncino per fare spessore sotto la poltrona di vimini della veranda», ha spiegato sbrigativa lei. «E questo come si legherebbe alla tua richiesta di trascinarmi alla festa di Petracchi?» L'ha scrutata a palpebre strette, accavallando le brucalifiche babbucce prima di sistemare i suoi 120 chili
non più di 119, tra i cuscini della dormeuse. L'invito di Petracchi aveva lo spessore perfetto, però senza busta. Edna ha fatto le spallucce prima di allungargli il cartoncino, che Ottavio ha osservato con blando interesse, per poi alzare un sopracciglio e sputare un divertito. Toh, il tuo Bosch, guarda. Già, perché a quanto pare il Condor ha scovato in un mercatino delle pulci di San Pietroburgo un'incisione del XVI secolo che riprodurrebbe un dipinto scomparso di Hieronymus Bosch, l'artista a cui Edna dedicherebbe le sue giornate. Peccato che da quando ha mollato la cattedra all'università, e se solo il vicerettore Schiaffino e la sua ostinazione a incastrarle in menate per conto della facoltà, nonché la madre Zara con la sua prerogativa di sperdere più badanti che starnuti, come sappiamo, non la lasciassero in pace. Però buttare un occhio su quell'incisione comporta il doversi sciroppare l'intero ricevimento di Petracchi e senza il conforto di una spalla su cui spettegolare. E la serata si prospetta un tale martirio che in confronto la graticola di San Lorenzo diventa un soggiorno alla spa. Certo che una festa del cavaliere è una faccenda impegnativa. Ha messo infatti le mani avanti Ottavio, sempre restio a immolarsi per la gloria. Ti ricordo che recentemente mi hai estorto l'incisione di un tenebroso del 600, gli ha reciso sul nascere ogni pretesa lei, e solo per aver pascolato mia madre fra una fuga di badante e l'altra. Quindi non mi dirai che pretendi l'obolo pure per venirti a strafogare di caviale e gossip. Sì, guarda. E da qui, e da qui è lui. Il là a tutta la faccenda. Cioè, chiediamo se vogliono fare qualche domanda. Sì. Avete qualche domanda per Valeria? Basiti là, mamma. Come a scuola. Tu vuoi andare a vivere a casa sua. Roberto. La parte gialla dov'è? Ce la nascondo. La parte gialla, inizia... la morte è una questione molto singolare, devo dire, in questo romanzo. E, tutto ha inizio durante questo fantomatico ricevimento a Villa Petracchi, dove Edna, per svicolare dal suo collega, a cui appunto si vocifera abbia coperto di letame l'auto, insomma si accuccia e a suon di ancate penetra in quello che è lo scrigno del Cavalier Petracchi, dove lui tiene tutte le sue opere d'arte, che poi è il momento clou della serata. E lei, muovendosi nella sala ancora vuota, visto che tutti sono lì che stanno sbafando, compreso Ottavio, che l'abbandona per il tavolo dei finger food, e quindi lei si tocca, insomma, per sfangare la noia si infila in questo scrigno, e lì però fa una scoperta che deflagrerà l'intera serata e darà il via a quello che poi è un'indagine che la metterà però a confronto con il suo passato. Un passato che lei lì per lì reputa estremamente molesto ed estremamente fastidioso, e invece poi sarà quello che un pochino incomincia a smussarle le punte e gli angoli, perché poi i personaggi, come lo era poi anche nei romanzi della Colf e l'ispettore, ciò che accade, a me non piacciono i personaggi cristallizzati. Quindi ciò che accade nei romanzi, nelle vicende precedenti, automaticamente cambia anche il loro modo di porsi, sia con gli altri, ma sia soprattutto con se stessi. Noi siamo la somma delle nostre esperienze. Esatto. Quindi come nella vita, piano piano ciò che succede, gli incontri che fanno e ciò che accade cambierà. Anche lui ha cambiato testa stasera? Quindi 30 agosto? 30 agosto. Ok, quindi direi segnatevelo e... Sì. E chiudiamo qui. No, non chiudiamo la se avete serata. delle altre chiudiamo domande, qui la chiacchierata, se non avete altre domande. Dimmi.
Sony che si chiama Nacus. Ecco, è cosa che vanno così. È vero, che poi il giallo ha un ruolo importantissimo in questo romanzo come Anche qui. colore. Anche- sì, in E questo invece sì. nel romanzo prossimo il colore fondamentale su cui ruoterà poi gran parte del romanzo sarà il rosso. Wow. Sì. La mia è più così una riflessione al di là della piacevolezza di partecipare a questa serata e di fare la parte di Ottavio, che ripeto, mi ci sono riconosciuto, però io i tuoi romanzi li ho divorati tutti, fin dai primi, perché poi questa alternanza anche degli animali li dicevo è molto curiosa. Non fa riferimento a questo, però è una cosa che mi sto portando dentro della serie precedente, no? Di Alma e di Jules. Il momento in cui vai a descrivere la figura di Alma, che pur essendo a modo suo ironica, però in realtà sta povera donna veramente vive alla ricerca di un pelo di serenità. C'è il punto in cui, ripeto, mi è rimasto dentro dopo tanti anni, quindi mi sento di ricondividerlo con te, quando le offrono un passaggio per spostarsi da una parte all'altra di Genova per andare dove lei appunto deve fare le pulizie, lei dice no, vado in autobus. Vado in autobus perché nel tempo dell'autobus io riesco a guardare fuori e riesco a, come dire, poter star ferma senza sentirmi in colpa per il fatto che sto ferma, no? E noi che viviamo in una zona dove o lavori o ti senti in colpa, ricordo che quando ho letto quel pezzo, perché è vero, dai, fondamentalmente Formichine Nord-Est. esatto, ho lavorato 15 ore solo, sì. C'è quell'immagine del poter dire cercare dei piccoli Gli alibi, momenti di pace, magari in situazioni del tutto estemporanee, come appunto in un tragitto d'autobus, per cercare quella tranquillità di cui noi abbiamo bisogno, mi ha dato in quel momento e mi accompagna tuttora in questa ricerca di pace, per cui ti volevo Ma che ringraziare. bello, grazie, grazie davvero, grazie. D'ora in poi il giro in autobus ve lo segno come prescrizione, medicina. Allora io ritorno. Ecco. Quindi vuol dire che è quasi finito, però non abbiamo finito. L'abbiamo detto all'inizio. Marco, vuoi venire un attimo qui con me? Poi forse andiamo di là anche, vero? Cosa facciamo nell'altra sala? Iniziamo a degustare qualcosa, magari cicchettiamo un po' e... Bravi, la cosa più importante è quella. No, dico però che venire inizierei per niente. con qualcos'altro, qualcosa più importante, visto un po' la serata. È qua da un po', ma abbiamo lasciato qua apposta, ma... Dato che oggi, che è il 29 di maggio, è il tuo compleanno, Marco ti omaggia con questo piccolo regalo, pensiero. Bellissimo, grazie. Meraviglioso. Capire. Guardate che lo tengo come il bambino Gesù qua, Se mi cade. Anche Grazie, questo è parole in un bicchiere, grazie. vedi alla fine. Grazie davvero. Vi coccoliamo. Sì. Bellissimo. No, ma poi con la dedica. Grazie, grazie davvero. Sonia, vogliamo fare dei ringraziamenti? A qualcuno? Dici, ringraziamo i nostri attori. E direi... Provo Meravigliosi tutti. a presentarli, vediamo se sono capace. Damiano Bordignon, Marina De Carli, Bravi. Mariangela Breda Bravi. e Yvonne Tanieli. Bravi. Sono stati bravi, Bravissimi. Se dite anche il nome delle compagnie, perché io non mi ricordo mai di quale Il compagnia nome delle ognuno. compagnie, giusto? Esatto, Ce però lo dite fanno parte voi, di chi lo fa? compagnie Chi lo dice? Marina. Allora, io e Damiano della colonna Infame e anche Yvonne. Invece Mariangela è parte di un gruppo di lettura che si chiama Il Grillo Parlante. Grazie. Poi Alberto. Poi il nostro musicista fantastico. Il momento era anche quello della musica che va considerato. Io non mi ricordo più il tuo nome. Alberto. Bravo Alberto. Grazie Alberto. Tra poco ci farai sentire ancora qualcosa. Quindi
Grazie Sonia, grazie Valeria. Grazie a Marco per l'ospitalità meravigliosa. Grazie Marco e grazie a Moretvini. Lui Riccardo. E Riccardo, Ringraziamo- grazie. Grazie per la piano piano. presentazione, grazie per il giro in macchina. Questo tour meraviglioso. Grazie a Veneto Globe che ci ha ripreso, grazie a tutti anche quelli che ci guardano, grazie a voi che siete qui, quelli che ci guardano da casa. Noi ci vedremo poi, Sonia, anche il... Martedì 31 agosto con... No, piano. Maggio, facciamo ma ancora sì, maggio? ciao, io Sì. ero il 31 agosto, scusate. Il 31 maggio al 31 Belvedere di al Rua. Belvedere, in teoria non piove, in teoria temperature umane, Esatto. altrimenti si va nella sala comunale con Massimo Carlotto, e qui ragazzi permettetemi di dire che è tanta roba. È tanta roba. E che sarà una gran serata per vari motivi, quindi vi invito a venirci perché sarà una serata di quelle che vi cambierà un po'. Anche quella con lei. Assolutamente tutte. Perché lei ti dà una dolcezza che ragazzi non c'è. Però quella di martedì sarà una serata che vi lascerà un segno. Ecco, vi prometto Sì. che vi lascerà un segno. Confermo. E allora grazie ancora, grazie Sonia, grazie, Grazie, alla Proloco Sonia. di San Pietro di Feletto. Ci vediamo il prossimo martedì. Grazie a tutti. Grazie a tutti.